Il problema dell'acqua rimane grave, solo un dato, a giugno normalmente cadono circa 100 mm di pioggia, sinora sulle nostre zone sono caduti circa 12 mm di pioggia, quindi un deficit di quasi del 90%, ecco tutta la gravità. Un dato che non lascia dubbi, con questa carenza inevitabili le ripercussioni sulla vita quotidiana di tutti i cittadini. Dati S confermano la diminuzione della pressione nelle tubature dell'acquedotto nelle ore notturne in via preventiva, sottolineando che le fonti dello Schiavedin comunque non hanno al momento diminuito la loro portata idrica, ma che sono costantemente monitorate. Stessa situazione nella parte est della Marca, con Piave Servizi che non parla al momento di razionamenti, ma lancia un appello a tutti i cittadini. Utilizzare l'acqua per gli usi che facciamo in casa nostra, ma non per irrigare l'orto, non per bagnare il giardino, almeno fin tanto che questo grave momento di crisi idrica non cesserà. In tal senso si stanno moltiplicando le ordinanze dei sindaci con il divieto di uso di acqua potabile per piscine ed altri utilizzi che non siano alimentari o igienico-sanitario. Situazione altrettanto critica per i consorzi di bonifica, con il presidente Gerolimetto che raccomanda agli agricoltori di rispettare l'orario assegnato e di limitare l'irrigazione al fabbisogno, evitando gli sprechi. Per i cittadini l'appello di utilizzare l'acqua dei canali per orti piuttosto che per i giardini, limitando il tempo d'uso e la frequenza. Tutto questo mentre il mondo agricolo inizia già a fare i conti con le perdite di produzione. Io sto pensando in particolare ad alcune produzioni tipo quelle del mais, della soia, che in questo momento sono in epoca di sviluppo e maturazione. Non sto parlando ancora del mondo vitivinicolo che nella nostra provincia è così importante, che sta però cominciando anche lui a entrare in una situazione di stress idrico e laddove si può bagnare bene, ma poi dopo ci sono problemi per tutti. E i prossimi giorni non sono per nulla rassicuranti. Tempo ancora stabile per sabato e per domenica, con cielo in prevalenza sereno, certo con questo caldo, poi nel pomeriggio avremo dei cumuli e più intensi come avevamo già detto sui rilievi. È un tempo stabile che purtroppo poi ci accompagnerà almeno per gran parte della prossima settimana, con temperature sempre più alte. Infatti prevediamo per questo fine settimana minimi intorno ai 20 gradi, massimi intorno ai 32-33 gradi, ma la prossima settimana le massime potranno arrivare a 33, 34, anche 35 gradi.